Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 41esima e penultima giornata di Serie B-Win in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone, dove gli uomini di Menichini ospitano il Grosseto di Michele Serena. 50 punti per i padroni di casa, 49 invece per i toscani. Entrambe le formazioni ancora a rischio play-out, visto che il Sassuolo quintultimo è a quota 45 punti. Arbitra il signor Emilio Ostinelli di Como. È il Crotone a partire meglio nel primo tempo, il pallone è per Djuric, non controlla bene, favorisce l'uscita di Narciso. Minuto 8 fa tutto Cutolo che si libera di un difensore, va al sinistro però non colpisce bene. Minuto 21, il pallone largo sulla corsia di sinistra per il greco Taxidis, il suo sinistro viene neutralizzato in maniera perfetta da Belez in calcio d'angolo e sul conseguente tiro dalla bandierina ancora il greco a rendersi protagonista. Il suo colpo di testa questa volta è fuori. Minuto 25, ci prova ancora il Grosseto, questa volta con Sforzini, colpisce in maniera precisa ma non potente, nessun problema per Belez. Episodio dubbio nel primo tempo al minuto 34, dopo lo scambio con Cutolo. Eramo cade in area, c'è anche il giallo per simulazione. Vediamo però che è stato toccato da Petras, quindi il rigore poteva essere tranquillamente concesso. Minuto 35 dall'altra parte, ci prova ancora Defendi, il destro a giro però è largo. Minuto 36, ancora protagonista Cutolo. Trova anche in questa circostanza la risposta di Narciso. Dall'altra parte ci prova ancora Taxidis, questa volta con il sinistro, il suo tiro però è fuori. Nel secondo tempo parte meglio, come era già successo nel primo, il Crotone. Splendida la punizione di Cutolo, splendida anche la risposta di Narciso che abbiamo l'occasione di rivedere nel replay. Minuto 3, Galardo dentro per Djuric. Questa volta Narciso era uscito male, si era trovato nella terra di nessuno. Djuric però spreca l'occasionissima. Dall'altra parte Sforzini, questa volta con il destro. Minuto 12, calcio d'angolo, Caridi per Turati, il suo colpo di testa è alto. Minuto 21, questa volta il Crotone ad insistere sulla sinistra con Cutolo. Federici anticipa secco Djuric, era andato a colpire con il sinistro a botta sicura. Ci prova ancora Cutolo, rivediamo dal replay il suo splendido sinistro, non riesce a trovare neanche in questa circostanza il gol. Calcio di punizione di Loviso, colpo di testa di Abruzzese e parata a terra di Narciso. Non succede più nulla poi nel secondo tempo, solo sostituzioni, fuori De Giorgio, dentro Anine al minuto 29. Al minuto 34 fuori l'ottimo greco Taxidis e dentro Assante. Finisce 0-0 come era ampiamente pronosticabile. Due squadre ci hanno provato per poco più di un tempo, poi è prevalsa la paura di perdere. Un punto a testa e salvezza aritmetica per entrambe. Un grande successo per la stagione del Crotone. Il Grosseto, nonostante ben altre ambizioni, si accontenta e riproverà il grande salto la prossima stagione.